Benvenuti, questa è la puntata numero 21 e siamo a Casale di Scodosia in provincia di Padova, antica trattoria da Valencia e abbiamo due ospiti che non vi dico che lavoro chi fa, ve lo dico dopo. Anzi, vai qua sigla. Benvenuti, questa è la puntata numero 21 e siamo a Casale di Scodosia in provincia di Padova, antica trattoria da Valencia e abbiamo due ospiti che non vi dico che lavoro chi fa, ve lo dico dopo. Anzi, vai qua sigla. E ritorniamo dentro puntatone perché sto qua, ho sognato da piccolo, pensa di fare una puntata da piccolo, insomma, ieri altro. Una puntata con i cuochi e stasera ho due cuochi. Alla mia sinistra che avevamo Francesco. Da dove è vinto Francesco? Codevigo. Codevigo, se Codevigo non mi intrigo. No, questa è un'altra roba. Zero Vigo. Cosa Zero ma io Vigo? sta che distante. Ecco, vabbè. Che noi me coppa gli amici di Zero Vigo, ma dai. E invece qua che avevamo il paron de casa perché siamo all'antica trattoria da Valencia e siamo con Radames, che sei anche il cuoco. Sono anche il cuoco, sì. Esatto. Da quanto tempo sei che fai sto lavoro? Radames, aspetta, perché così facciamo gli onori di casa. È un po' un casino, ma una ventina d'anni più o meno. Ne sei pochi 20 anni. 20. 20. Mi sono fabbisogno, quindi sarà dal 2017 più o meno, dai. 2017. Manca poco i diesi. Da dopo scuola. Come sei non se dei 10 anni, non se de carta pesta, che cazzo ne so. Ancora, non so. De stagnone. So solo che ho ancora imparare. Non se de cellophane perché in De così. peicoe. De peicoe, esatto. Vedere intorno ai piatti. Non se de peicoe. Ma che avessi mai pensato nella vostra vita di fare il cuoco? Tico te ieri boccia, vuoi tu fare il cuoco? Bah, da boccia forse volevo fare l'agricolo. No, dai, sto scherzare. Sì, ti dico la verità, sì. Sempre, da piccolo. Sempre. O da boccia stasevo là, con secce di terra, acqua e facevo pan. Polpette de terra. Polpette e pan. Mi più o meno uguale, ho avuto una bella esperienza con le nonne, cioè ottime cuoche e dopo mi è venuta questa passione. Te sei venuta da piccolo e anche a te a passione? Sì, praticamente sì, dopo si è evoluzionata ma avevo già una mezza passione. Ti si dio parlare in italiano, ti si dio inseriosirte proprio. Ma io lo smentegà che sei un podcast in Veneto. Scusa, mi trovo meglio anche, grazie. Grazie. Questa osservazione. Aspetta che mettiamo a posto qua. Ecco. Prima domanda che messo sempre a posto, perché adesso va di moda sti programmi di cucina, no? Quando è che uno può dirsi chef? Chef. Sito chef. No, non so. Ti non ti si chef. Ti sito chef. In realtà sì, però uso la parola cuoco che è molto più interessante. Ecco. Sì. Sei anche più bella, più anche rustica. Perché chef è un discorso gerarchico che ci sta esatto. nei grandi posti o cosa, ma se sono una questione di gerarchia, quindi esatto, chef. Esatto. Sì, e anche di evoluzione delle capacità, anche perché dopo che hai passato tutta la cucina, lo chef inizia ad essere un po' più nella logistica di fare i menù, di venire a darti una mano se vuole durante il servizio. E se no te rangi. E ti Francesco pensi di diventare chef a questo punto? Bah, speraria di sì, però dai, bisogna lavorare ancora. Te che passare tutti i gradi praticamente ancora, da burba, da truppa fino ai ranghi più alti forza, praticamente. Sì. Però mi piace dire che sono un artigiano ancora. Artigian. Quindi te che metti in manso sta roba che si chiama materia prima. Per cosa si chiama materia prima e ingredienti? Sta roba che mi ho domandato un sacco di volte. Quando chi parla di roba da mangiare, la materia prima. Non si chiama ingredienti. Sì. Come mai chi comincia a chiamare la materia prima? Se mi ha betonato, voglio dire, mi a fare una casa, non si dio.
Ferro. Perché fa figo, diciamo la verità. Esatto, dal mio punto di vista è più un discorso come i menù, no? La crema di mais o cosa, allora, al posto esatto, al posto di dire mangiare, dice lì materia prima di qualità selezionata. Esatto. Chilometro zero, che se bello, tutto quello che vuoi, però fa tanto figo. Fa figo, Anca. fa figo. Sì, fa tanto figo. Tante volte solo quello. Sì. È la prima volta che vi lavorare in cucina. Ve ricordate? Volevo scampare. Ti dove scampa? Piangevo. Te piangevi? Te veniva a piangere? De brutto. Cosa che tu combina? Fa conto che c'era una fettatrice, quindi quei prese blu, quei industriali, no? Certo. Che prima bisogna che te metti a zero, te stacchi e dopo te tiri. Io non avevo neanche la forza per legare le scarpe a 15 anni. E sto toso che a tirare e a spina, arriva il chef e fa: e chi è che ha smontato sta roba? E si aggancia poi con me, ho detto: ma che cazzo c'entro? E là sono andato, così è finito tutto, ho detto: sono da subito, visto loro, non voglio più farlo. È il primo giorno. Basta, al primo giorno ti dico, e mi ha messo a grattare i taglieri. Con la pialla. È il boccia? Stai a morire? Sì. Ero là con le mani in cancrena dentro la plastica. E che non ti ha messo a grattare il crane? Anche quella è brutta. Comunque dove la fate fare? Te cominci subito piangere subito piangere. Sì. Ti lo ricordi il primo giorno, Radames? Sì, il primo giorno sì. Mi ho messo a tagliare con la fettatrice il primo giorno. Il primo cucina, addirittura? Sì, subito. Dei dentro, polpette. L'indice proprio. Il giudizio. Sì, dà fastidio. Infortunio sul lavoro, il primo giorno del lavoro. Sì, in nero. Addirittura. Però per fare il cuoco che vuoi a scuola, sta roba qua è una roba che sì. Adesso è necessaria. Ma una volta che era tanti che non dava a scuola per fare il cuoco, era de famiglia, che aveva sua mamma, sua nonna, suo papà, suo genero, sua nuora, tutti che lavoravano in trattoria, in ristorante, e quindi te andavi via de ongo con quello che aveva in famiglia. Quindi ti imparavi là, era una scuola sul campo. Dite che hai fatto scuola? Io ho fatto l'alberghiero, sì. Dove hai fatto l'alberghiero? Adria. Sì. Lì Torina? No, in autobus. In autobus? E me la facevo a piedi. Pensavo lì Torina. No, niente a fare. È famosa la vacca mora che passa Una volta ho fatto. Una volta sola. E adesso non te ciaparei mai più perché è il gasolio della di Torino, non che più. Ti invece scuola? Niente scuola alberghiera, autodidatta. Qua te voglio, mi piace questa roba. Bella storia perché a parte seguivo mia nonna, ma dopo per vicissitudine di pagarmi l'università ho iniziato a lavorare su questa pizzeria vicino a casa. Però anche all'università che non ho finito. Ma te che finì all'università? No, con la tesi scritta, perché proprio nel momento che stavo finendo mi hanno proposto di entrare nei grandi posti in cucina e io ho lasciato tutto e aspetta un attimo, ho fatto quel percorso lì. Ma il bello che già all'università, gli ultimi 3 anni che sono stato là in appartamento, che io ero là, dimmi su quando non parlo in vento. No, te la accorgi da solo fra poco. Te faccio una faccia tipo questa. Viadi da casa, no, vedi, Mase questa. Esatto. Io oggi sbarai. Ora mi incorso. e avevo i miei compagni di appartamento che, d'accordo, loro naseo a lezione, io stavo tipo 5 euro a testa, mi naseo a Legnaro, al marcà a fare la spesa o al supermercato, e quando tornavo in dritto alle lezioni stava pronto. Capito? Sì, così ho imparato così. Te cucinavi per tutti praticamente. Esattamente. Te che hai fatto scuola sul campo, quindi. Scuola sul campo. È come andare in guerra praticamente. Esattamente. Dai da mangiare universitari, te sai che basta che fai a pasta col pesce. Sì, ma i miei erano pretenziosi. Già la mattina chiedevano cosa volevano mangiare. Faceva anche richieste già. Sì. Beh, sentite che frequentava. Gente a Spinea, da che partirà da est. Sentite da Spinea, come dire, come i salvati, non so. So che sì, da che parti lì. Io non so, bastava dire i veneziani a sto punto. Non lo so. Dai, visto che dite che hai fatto a scuola, vai. Dite, sai cosa che è l'Artusi? Sì. Ho gatto mai letto l'Artusi? Ti dico la verità, no. No. Ho letto Escoffiemi, ho letto. Ma gatto mai cattato qualcuno che ha mai letto l'Artusi? In vita tua adesso, secondo me neanche il professore non lo sapeva. Neanche il professore non lo sa. No, tutti nomina sto Artusi, capostipite della codifica della cucina italiana. Sì.
Ma nessuno aveva mai letto in realtà. Non so. Sui storici della cucina aveva letto. Forse sì. Forse sì, Forse ora sì. sì. Ma Mi basta. no, di sicuro, ti dico la verità. Sì, anche perché che siete che porcarie dentro. Guarda, Escofiese è ancora peso. Se peso. Cosa sei scuffie? Dimmi. Escofiese è quello che ha proprio portato al mondo della cucina. Cioè che ha scritto i primi ricettari, che ha messo su tutta la gerarchia, ma che siete che ricette c'ha più paura. E cosa mangiavi all'epoca di quanti anni fa? Cosa mangiava- fino a 800? Sì, forse 600, non vorrei dire. A 600 addirittura? Roba a medioevo. Però facevi dei banchetti assurdi. Ah, ma sì, beh. tanta di che roba 80 elaborata. portate. Sì. 60 ore di cotture e dopo ti buttai via tutto. Dopo te buttavi via tutto lì Tutto. che faceva cagare a roba. No, però ha scritto veramente Però scriveva tutto, vedo. tutto. E scriveva tutto. Gerarchia del Secondo me non doveva tutto. fare il cuoco, doveva fare il scrittore alla fine. Che piaceva più quello più che altro. Però sono che fosse sta io, guarda, bisogna dirgli i francesi. Perché i storici ama ste robe qua. Che piace sentire uno che conta e ha vita della normalità di tutti i giorni. Ise la storiografia qui moderna va in cerca di come che si fa a marmeata. Una roba che vi volevo domandare se voi altri che vi fatto servizi, cioè io mi manda a lavorare a. È il posto più assurdo dove vi fatto un servizio, un posto strano, un posto dove che solitamente dici che sostamano che va tutti là. Beh, diversi posti strani. Il posto più strano negli ultimi anni è stato in mezzo alle montagne al World Economic Forum con la famiglia reale del Qatar. Bellissimo, strano. Sei decisamente strano, anche la sì, gente è strana. la gente è molto strana. Difatti ho deciso di non andare più. World No, Economic trovato Forum. bene, però. Te hai pagato bene al manco. Sì, molto bene, ma non so pinà. Non che so pinà perché dopo mi sono accorto che era troppo poco. E sono onesto, so devo parlarti di 1500 euro al giorno. 1500 euro al giorno? Ok, per Ma gli altri cosa ci i paghi? 4 giorni. No, gli altri forse ero quello che ci pagava di più. Però l'ultimo anno, dopo 4 anni, mi sono accorto che la gente lì che veniva lì spendeva 3 milioni e mezzo di euro dei 4 giorni. E ora che ho detto, allora o te me ne dai 30.000 il prossimo anno mi stavo con casa. E sono E ti sta sta a casa? chiaro. Ovviamente. Sta gente che, posso dire, caga alto. Perché si caga alto qui per me. Ma stai attenti a quello che mangia o quello che te dai io mangia? O fai richieste strane? Allora, perché mi incuriosisce sta roba. Immaginati che a volte abbiamo fatto a mangiare E butta via noi tutto. segna che arriva. Ah, proprio. Cioè, sì, la roba assurda è più che altro se lo spreco. Sì, Tanto beh. spreco. Però richieste particolari, anzi, diciamolo dai qua. L'unica paura che io non ho altri, ovviamente detta da chi organizzava, mi raccomando, i musulmani. Mi raccomando. Se capita che io mangiavo un ragù che era 20% di maiale, ma non che ho fatto apposta, non seguiamo in corto, era scritto tutto in tedesco, per quanto sapere il tedesco non ci eravamo accorti dello Schweinz all'interno, no? Era il prosecco dentro. E il bello che l'Emiro ha detto io me ne accorgo subito, mi Sì, accorgo subito, come no? se lo mangio vomito. Quindi sta zitto, molto attenti che portiamo là e mettevo in piazza te copa invece perché vi sei roba lì. accordo. E invece il giorno dopo si arriva là e ha detto se meglio ti fai un altro pasticcio come quello di ieri, quindi per 3 giorni che mo dovevo fare che il pasticcio è uguale perché sennò magari si incorgeva che non era buono uguale. Mi tocca tagliarla sta parte qua. Adesso i vieni torte. E viene in torment, cioè, ho detto il nome anche. L'Emiro. Francesco, ti invece ti viene in mente qualche servizio strano perché ti sei giovane, ma te ne che fatti qualcuno di strano? Sì, qualcuno di strano hanno fatto. Abbiamo fatto una delegazione dei giapponesi che era la prima volta al mondo che faceva fuori dal Giappone un ballo sopra il capo di stato, vabbè, de Malta, vabbè, lasciamo perdere. E dopo mi è capitato in Svizzera a un evento bello, veramente bello, però tutto l'ambiente intorno era strano, quindi che sono rimasto un po', ecco. Però era un Siete importante? Siete... sì, no, era sempre un soliti cagato. festival del cinema, ecco. Ah, ok. Però veramente bello. Tutto Ma l'intorno. cucinare è tutto. gente importante. Che tu qualche che ti guarda finché te cucini, che ti avveni magari.
Oh. Ma guarda, te è talmente tanta pressione che non te ti accorgi neanche se uno te guarda. Ah no, Te a fare la roba giusta, fatta bene. e basta. Ultimamente erano talmente tanto amici e un bel team che Non te che se vuoi pensavi. dirti la verità, gli ultimi 2 anni siamo divertiti. Anche se per 14 o 18 ore dovevi essere disponibile a qualsiasi richiesta, ma nel frattempo siamo divertiti. Non Sì. te guardi, mi non ho mai guardato. Cioè, non te guardi, sei uguale, tutti sono uguali. Come Sì. che te fai per uno, te fai anche Potevi per l'altro. entrare alle Miro, neanche te ne accorgi, praticamente. Esattamente. Ah, raga, è Miro. Come tu in osteria, praticamente. Chi sei tu? sì. Di chi te dici? Sì, ma I mi dice delle Miro del Qatar. esattamente, ma considera che facevano a mangiare tutti dentro una casa, eh. Cioè io avevo 3 ville, la prima facevano da mangiare, sulla seconda erano ospiti, sulla terza facevano le riunioni. E so a quarta Ok. che non te che visto che Sì. era i cecchini. Sì, sì. Pontai su di ti, puntai. finché te bagnavi da mangiare. Non te che visti, però che era. Che Esatto. era. Parliamo di una roba fondamentale in cucina, gli ingredienti. Sì. Perché quando si parla di cucina non ti puoi parlare, oltre che del luogo dove che si deve lavorare, si parla della famosa materia prima, gli ingredienti. Vi faccio delle domande magari stupide, però è a gente se domanda sempre come è che si fanno piangere tagliando i sioe? Bella domanda. Bella domanda. Come è che si fa? Magari te che ne tagli 20, non ti succede nulla, e a ultima, tac, allora là. E come effetto non piangere tagliando? Mica ne taglio un mese a casa e so di agremare. Perché? C'è qualche metodo, però innanzitutto il metodo migliore è piangere le prime 150 volte, dopo il canale lacrimale Teo ormai che non si c'ha va. accorge più, te che c'ha vai, no, io posso guardarla la cipolla Sì, adesso come adesso. Te guardo, non cazzo, succede. non te mi fai paura. Però c'è questa cosa che se bagni il coltello e prima di tagliare la cipolla la pulisci, la tagli a metà e la butti un attimo in acqua, dopo inizi a tagliarla, Con te tagli tagliarla. ti dà molto meno fastidio. Ah. Soprattutto se continui a immergere il coltello nell'acqua. Comunque con te ne fai tante, sii tranquillo. Non te ne c'ava niente. Se Non te ne fate quando- 20-30 Se come dopo. quando ti dici che ti hai messo il sale sulla coda del coniglio del pagnotto, che c'è la stessa roba. Oh, vai, Sì, vai, là. vai. E come si fa a dosare il sale giusto? Perché sta roba qua, dopo i sioe, è quello che mi fa più mai quando che so a casa che voglio fare da mangiare. È la famosa presa di sale. Che cazzo vuol dire a presa di sale? Mica idee piccoli e a presa di sale. È piccolo? È giusto o no? Come si fa ad usare il sale? Bisogna tasti alla fine. Esattamente. Quella Idem. è il dosaggio del sale, non esiste neanche il QB lo ha inventato per quello. Se Vero. fate un risotto che Vero. agli ultimi 5 minuti è strasalato e ti dici mamma Butta una patata mia, dentro. butti una patata dentro, te rischi di dover risottare a fine anche. Mi so per i tecnicismi e ho peso, ti dico la Chi ti ho verità. peso? E ho peso. So che per riso, con bagno il riso, so che, dice 8 grammi, 10 E grammi te a chilo. pesi il grammo peso- del sale. Sì. Ma E se dov'è? no lo avevo a gusto. A bustine no? A No. bustine da un grammo, No, mi via, dispiace. 8 bustine. Niente. Beh, te puoi farlo. Puoi farlo, sì, a bustine così. Un'altra roba che mi devasta è che neanche in Occidente qua usiamo degli ingredienti che non usiamo, anzi scusa, degli ingredienti che in Oriente sia normalità, tipo il glutamato. Ti vai in Oriente, il glutamato al posto del sale, come a piova, così inverno. E io li butta glutamato al posto del sale. Dopo, invece in Italia, in Occidente, qua in altri, il glutamato lo guardiamo con gli occhi sbarai come se fosse il vein. Ok? Chi sa che è la versione giusta di Ido? Che se è una via de mezzo. Sta roba. E il glutamato Allora, mi so che non fa tanto bene, però. Non fa tanto bene. Esatto. La mia idea è tentare di evitarlo, perché il glutamato monosodico comunque dovrissimo entrare nella parte chimica Sì, ok. del corpo, non è una buona cosa. Quindi io brodo tutti i giorni Esatto. carota, sedano e cipolla, sempre Buon brodo. Un buon brodo fatto sempre. bene, Fatto ma bene. senza chimica. E dopo te che avere il gusto. Se non te che il gusto, te cerchi sempre che roba là. Pa' coercere. Ho capito. E appunto i additivi, i saporitori, esaltatori, adensanti, tutto quel che roba è. Voi altri i useo in cucina quando che fate da mangiare? Ti Radames? Dall'antica trattoria da Valencia non esiste Non esiste che roba è. Non esiste neanche il microonde. Bah, cosa ha avuto? E scappa col microonde. Scappa. Guarda, mi posso garantirti che ti nel mercato te trovi a stare l'affumicato liquido che vabbè, ma te trovi anche l'aroma delle patatine fritte. Cosa che tutto? vuoi friggere do patatine? È aroma.
Vabbè, è così, è la gente che piace mangiare a roba che sa da qualcosa, no che se che a roba è. Ti dai il gusto fraue, è il gusto fraue, ma il fraue è un altro gusto, ragazzi, è poco da fare. Un'altra roba che mi spacca il cervello è quando che leso olio Evo. Va bene che l'olio extravergine di oliva va bene, ok? Ma se poi devo parlarlo davvero dappertutto, non è perfetto per fare ogni roba. Che avevamo sto mito una volta per tutte. L'olio Evo crudo va bene su assaiata e chi mangia la carne, su la bistecca, eccetera. Ma dopo, con tagliata a freezer, con tagliata a fare certe robe, olio de cosa. Allora, sono d'accordissimo con te. Addirittura sarebbe da parlare 3 ore solo su de quale olio è votore, perché non ne è più chimica ed è scienza. Quando che bisogna parlare che è roba lì giusta, è giusto. L'olio di al massimo 80 gradi galpù. Quindi se friggi con l'olio di oliva mangiando, hai distrutto l'olio di oliva, ti fa male e stai mangiando un tumore. Per freezere, per farla breve, l'olio che ha punto di fumo più alto e non misto, perché i semivari hanno 4 oli che uno brucia a 120, l'altro a 150, l'altro a 180 e la friggitrice la metti al massimo e ti brucia gli oli e va male. Uso qualcosa che ha un punto di fumo da 2,50 in modo che la friggitrice anche al massimo non brucia mai niente. Cioè basta piccole accortezze. Sì. Cosa dite? Non lo so, mi per cucinare spattiamo sto mito e nei ristoranti comunque o taglia l'olio extravergine perché non te puoi usarlo sempre per cucinare. Pa condire che vuoi un buon olio extravergine. Buono. E per dire buono, qua bisogna entrare su un mondo che è meglio che non infagasse adesso. Esatto, perché sennò... ahimè la gente va pa presso. Quindi sì. te fai un ragionamento su quello. Però ragazzi, ricordate che il vero costa, quindi a 2 euro una bottiglia da litro, che c'è qualcosa che non quadra. Sì, purtroppo. Te lo vedi opaco, sei greso. No, non sei greso. Non è greso. Vabbè, lasciamo perdere, che è un discorso... il ticket sia opaco. Sì, ticket che vedi mai, probabilmente. Un'altra roba, se quando che ti vai a mangiare fuori, no? È a pasta fresca, pasta secca, da buste, da scatole, eccetera, o pasta fatta in casa, fatta al momento, non credo, ma comunque preparata nel posto dove te mangi. Che se è un motivo per usare in ogni caso un tipo di pasta. Non se è vero che una è meglio o peso di che altra, o se è vero che se una meglio di che altra. Una opinione, guarda, così. mi ti dico la verità. E robe, se ti si vuole farle bene, te fai. Se no, che c'è anche roba tanto buona che te puoi comprare. Basta. Non ti dire mi faccio. Se ti, secondo te, la tua pasta è buona e la gente ti dice che è buona, ha senso farlo. Se no, non ha senso perdere tempo. Macchine, farine, gente che ti dice mi faccio un taglio di sta farina, un altro taglio. No, se è buona, sa perdere. Compri a fatta. Piuttosto che c'è qualcuno fatti che fa fare. Che c'è qualcuno che fa solo che quella fa fatta bene. Ah, bravo. Che se uno che è bravo a fare la pasta, vatti a torre da uno che la fa bene a sto Esatto. punto. Sì. Come non state a improvvisare a fare il pastaro, se non ti si vuole impastare. Dopo non so, questo è il mio ragionamento. Mi piace. Bello, un ragionamento ragionamento perfetto, non fa una virgola. No, perché HMI qua, se posso fare la pasta fresca, se no mi aggancio a qualcuno che me la fa bene. Esatto. Che tra l'altro adesso me la sta facendo una signora che fa quadri e mi fa i bigoli, ma con dentro la salvia, il prosciutto crudo e il formaggio dentro i bigoli, cioè mi fa una roba e non mi interessa a me del fare del rintracciamento, che porto gli ovi di casa mia, mi fa i bigoli, sei un artista quindi io fa con amore e ti lo senti e viene fuori una roba spettacolare, una bomba. Che se è una roba che non si può mangiare neanche sui ristoranti stellati, cioè che se un piatto che dici mi non mangerei neanche se me lo fa il chef migliore del mondo. Beh, se posso partire patatine fritte. Non te mangerissimi. A parte gli scherzi, te metti in difficoltà anche me, non ci sono cose, se sono fatte bene, se buone tutte. Se fatte male, fa tutte schifo. Dipende da come che te ha fai, quindi sì. Esatto. Non è una questione di ingredienti o di piatto. Ma te fa presto rovinare gli ingredienti, Quindi, cioè, sì, a chimica è un attimo. Te puoi avere gran tutto, ma dopo sempre se mangi buone fa una roba fatta bene. Se no te rovini tutto. Ma però faccio fatica a dirti. Ma ora introduciamo un altro discorso, quello di ingredienti, diciamo, costosi a sto punto, perché mi mangio un risotto col zafferano. Ma è davvero così buono? Io non ho mai mangiato in vita mia.
ma se è davvero così buono il zafferano e ha questa piccola quantità che rilascia sto gran sapore che ti a pagarlo come un occhio della testa? Davvero? Per me sì, Ghenese è veramente tanto, tanto, tanto buoni. E il tartufo è la stessa roba? Uguale? Per me è uguale, sono d'accordo con il mio collega qua. A parte che lo zafferano me lo fanno a 150 metri da qua. Io fa anche in Veneto il zafferano? Sì, ma in casa, Se proprio te nell'orto. pazienza, sì. puoi farlo Però, qua? però Sì. esatto, il valore di quello che metti nel piatto al di là del gusto è lo starghedrio per tirar fuori 4 pistilli da un fiore. Siete sì o Eh, siete sì fortunati. Forse, esatto, All'alba. forse dovrebbe valere di più. Sì. Ma se è così buono davvero? Sì, quello vero Eh. è buono. Dopo te fa sentire. No, non sei per quello. Che cazzo, ma- Dopo se è Cioè, soggettivo. Cioè, lo saieria anche Sì, perché sì, in verità sì. non ho mai sai in vita mia. Attindago Però un po'. Te mega ho sempre savesto da mega fuffa. Non so perché. Perché vedo sto barattoetto con ste 3 robette dentro. A un prezzo che cazzo, casa mia. E tocca pagare Sì, considera ipoteca. che con un grammo te fai 8 risotti. Ah, ok. Quindi è diluibile quel prezzo lì. Non è che con un grammo devi buttarglielo tutto, se no. A Però- parte che non verrebbe neanche buono. Vero. Però ti pensa che prima dell'alba, prima che i fiori si versa, i va là, i cava, tira via i pistilli. I pistilli che si tacca, quindi 3 pistilli tacca a un valore, si stacca che ne ha un altro. Che è una manualità del Dio. Che razza è lavoro. E chi è che raccogli? No, bene, entriamo su un mondo che è una roba Ma è assurda. un matto del posto qua. Sì. Ho due miei amici che arriva qua. Ti che ha conosci detto- tutti ti dicono Sì, qui. sì, vieni tutti qua. Ma un'altra roba che pensavo che ero caso che Dio scrivimi un fiat di appunti su cosa domandarvi. Da cosa cazzo sa a Bottarga? Non mai in vita Stomaci mia. forti. E avevo vista un milione di volte su queste trasmissioni. Cosa sia più che altro a Bottarga? Perché mi sa che metà della gente che ascolta non sa cosa sia. A Bottarga se i tosetti. No, dai. I tosetti. Sì, e uova. Uova de Dipende. pesci. Sì. Sono un uovo Che di le pesce. mugine, che se diverse, te puoi farla con tante robe. E dopo viene messa sotto sai, sta sacca viene messa sotto sai. È una sacca di uovi. Sì, proprio. Quindi è dopo- un aborto di un pesce praticamente. È un grande aborto Che del pesce. bello! E Per- cosa sai che da sai a sto punto? Sì, però se ti si buona a usarla ti fa gran robe. Cos'è gran roba. cos'è che si cosina qua a Bottarga? Beh, te la metti a crudo, a fine. De solito. Tipo, te la grattugi. tipo i de giapponesi sola- che grattugiano il pesce del sora quello secco. Esatto, sì. Puoi leggermente cucinarla, ma sempre come mantecatura. Viene fuori come una cremina. Ma semplice, aglio e 2 pomodorini. In realtà a Bottarga sa da mangiare del pesce. Presente che te compri le vaschette che te deve mangiare il pesce. La stessa roba. Raga, l'odore Però- del mangime del pesce. Stessa, identico. Adesso no, a Gossa non te faria sentire. Pesci Però rossi, dopo... che roba Sì, che te Esatto, butti sugli acquari. identico. Questa qua è a colatura, secondo me, è l'umami nostro italiano. Ah, ok. Sì. Adesso se capimo. Sì, se sì, possiamo. sì. Ma chi che non sa cosa è l'umami, spiega perché sennò. C'è un gusto. Un altro se uno gusto degli- che nella cultura orientale è molto più spinto. Sì. Però ne altri che dice salsa di soia, mi ti dico, colatura di alici. E via. Esatto. A proposito di alici, parliamo di quelle del cantarbrico. Ma sei davvero così buone? E Oh, buone. È buone. Col burro e che- buone. Con quello che costa e credo che sia anche Però buone. ti pensa che sei un produttore che nella scatoletta scrive il nome di chi che ha puglie. Cioè è il nome dell'operaio che gana Esattamente. Quindi ti dai un valore. Vabbè, dopo se te ne fai pagare Questa si 40 fuffa, però. euro una scatoletta piccoetta. Questo è un mi arrabbio. fiase fuffa, dai. Perché Però però ciappa. è il suo valore anche io. Se sente valorizzato. Beh sì. Sì, è una roba che penso che sia che ciappa tanto e roba. Invece gli ingredienti qui esotici, adesso vorrei parlare di alcuni tipo la curcuma, e il cumino e tutte che spezie in particolari che vengono dall'Oriente principalmente, eccetera. Ma dopo anche i prodotti proprio tipo il topinambur e la batata e il daikon, che è una roba molto giapponese, eccetera. Che se io entrare un fia a volta, te catti anche ai supermercati, mi vuoi fare la spesa, i vedo, cioè quindi è a Nutria, no, è un prodotto no, sembra esotico, petrale. massa esotica. Ma arriveremo se mangeremo anche le Nutrie prima o poi. Mi no, perché non posso, non che faccio, no. Però tutto sto esotico che ha in testa la gente,
se voglia di qualcos'altro perché ti si sapien del tuo, oppure se voglia davvero di sperimentare? Per me è un 50-50. C'è chi Ah, ha voglia 50-50. veramente di sperimentare e che se quello che se solo perché piace la parola curcuma che sta a dire Butta. queste robe là, esatto. Dopo lavorare con queste cose qua sarebbe interessante fare un studio Drio per fissare queste Certo. perché noi ha posizioni a caso anche nel cibo indiano, cosa c'è una sequenza perché tu stia meglio, è medicinale. Se ti gara, butti funziona. a caso, però potrebbe non esserlo. E va o al abbinato con contrario. altri cibi, tra l'altro, Esattamente. col pepe, con altre, a curcuma per esempio. Esattamente. Se per no. quello che esiste il curry è un mix di spezie, Bravo. non che sia pianta Esatto. il curry. Sì. Se no, gli dice, mio gatito è un nutrizionista e mangiare a curcuma. Eccolo Dai, là. Cori. Eccolo là. Là Cori, te dai. voglio. No, comunque è vero, è vero. Cioè, sicuramente adesso tutta sta roba, trovare tanti locali diversi, tutto aiuta. Anche un po' la gente dice, cavolo, non voglio più essere ignorante, me culturo, vardo, leso. Però, come diceva Radames, bisogna che, sì, te puoi andare a Ozu. Se no, che c'è il curry. Fa anche figo, fa anche figo. Bisogna dirlo. Indubbiamente. Ed adesso che arriverà, se arriverà, quando che arriverà, gli insetti, come ammettiamo? Cosa Guarda, femo? Mia Perché, pe- voglio dire, se abbiamo mangiato gambaretti ieri altro, che abbiamo mangiato schie, che abbiamo mangiato, non è che una cavalletta faccia tanto differenza, voglio dire. Per chi che mangia esa carne, non credo che te abbi tanti problemi a assaggiare una roba che fritta e saprà da gambaretto, voglio dire, o un grillo. non Come so, ammettiamo? faccio Ti non fatica. te fai fatica. Te vero? dico, massima resa in poco posto. Coltivarli e tutto, però non Allevarli, so. se- Allevarli, sì, scusami. Sì, no, allevarli Però è il manco. mi so Se convinto- mangiarli dopo che è lo la gente so. che ha ancora ritrosia. Lo so. Sicuramente qualcuno troverà il modo per farti mangiare. Per adesso Ragazzi, non so. anche l'avocado che faceva cagare a tutti Adesso la 20 deve anni fare fa, il mondo. adesso te lo catti dappertutto. Non sa da niente. Quante posso dirlo? 600 volte, non sa da niente. Sì, se te sai abbinarlo e se metterlo insieme con la cipolla, fare una guacamole, è buono l'avocado e poi fa tanto bene. È vero che se te lo compri che viene da Israele o dal Perù, è un'altra roba se te lo compri quello siciliano. Compremo Esatto. sì avocati della Sicilia o della Sardegna. Esatto. A sto punto che i prodotti in Italia compriamo sì i nostri. Anche sulle farine non è che sono contrario, però lo vedo più come una roba di nicchia. Fa un ristorante dove te mangi quella roba lì, in modo che se uno che piace Prova. non va a rischio, esatto, però qua magari che metteremo un po' di più a trovare anche il modo per mi sono contrario, dentro qua no. No. Le lumache, sì, i bogoni, sì. I bogoni. Ecco Eccoci. Ma quanti chilometri sei che si da Verona qua? 40 km. Da A Padova? 40 km da tutto. Padova, Rovigo, Vicenza. Che puoi mettere un e cartello poi- qua con Sì, 40 sì. km di Padova, 40 Sì, km sì. di... Tutte le strade portano ovunque qua, se può scrivere. Esatto. Non è che se fa di arrivare che... Casale di Scodosia a 40 km da... Praticamente. Esatto. E ultima domanda, se è una stupidaggine, però se te fosse un ingrediente, da che ingrediente sei che te faresti rappresentare? Che ingrediente sei che te senti? Bella domanda. E se le solite domande da televisione, quelle Eh. domande di merda che si fa in televisione. No, dai. Che ingrediente sei che ti piacerebbe essere? Direi patata. Quella che Sei piace- versatile? Esatto, te puoi fare di tutto e di più. Bene. Però penso che forse ti diria... Forse il cavolfiore. 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 Te mi stupisci, cavolfiore. Lo so se è una roba un po' particolare. Però... Quello che quando che ti ho cugini Si se tocca spusa verso le per finestre tutto. 12 giorni. Però il fa bene, però il fa bene. Sì, beh. Mi fa soltanto Cavolfiore. aria come con i fiori, non ti dico niente. E mio nonno diceva, te che ammette che il pevare così non te scorresi. È vero o no? Beh, può essere perché se è un'altra cosa antica, ad esempio, per risponderti alla domanda direi il riso. Così Che del riso? sta bene con tutti e non ti sbagli mai, eccetera, Il eccetera. riso è versatile. Esattamente. Riso con le patate a sto punto. A posto. Riso con le patate. E a fine del mondo. Però per dire, sedano carote e cipolla nei soffritti e nel brodo, perché se sedano carote e cipolla? È una cosa millenaria? Perché gli enzimi che produce quelle tre robe lì ti aiuta meglio a fissarti dopo la pasta nello stomaco, la carne nel brodo. È una cosa ed È chimica. ed è cinese, è alchimia addirittura. Alchimia. Esatto. Neanche chimica. Se tutto che non perché. Sì. Parliamo invece un'altra roba che sono i ristoranti e i ristoratori. Che sono i luoghi
e i gestori di certi luoghi. Domanda che mi faccio ogni volta che vado su un posto: posso riconoscere un posto giusto, diciamo così, solo da come che te entri? Mi sono entrato da stasera e ho detto che bello il pavimento. Ho visto dei mattoneasse di quelle, come si chiama che Pierre che te qua? Trachite originale, guarda, 100 anni. No, anche 200, anche 200, qualcosa in più. È l'osteria antica questa qua, quindi vuol dire che è Pierre se beh, de una volta, travi de una volta e legno a Pierre, no? Ti dici bello, ti fa stare bene. Mi sono fatto così, mi piace, ma quando che ti vai in certi posti e ti vieni incontro come manda arriva a schina tutti in petit eccetera, così io comincio già a vedere brutto, anche agli altri ne mangiare fuori presumo sì. da qualche parte, no? Come se che fai riconoscere un posto che fa per voi altri? È il ristorante e il ristoratore fa differenza come che si pone già dall'inizio. Beh, certamente, assolutamente, però è un discorso anche di prova, perché adesso stasera tu sei entrato, cioè dipende anche all'anima, il spirito cosa sente quando entra, e secondo me il lavoro che gli fai intorno è energetico al posto che dà una buona soluzione. Ok, dopo devi lavorare appunto con gli alimenti giusti eccetera eccetera, ma a primo acchito ascolto la sensazione mia che potrebbe essere Bea davanti a uno stellato che arriva lì tutti con fighetti impettiti, come nell'ultima osteria di Caracas, diciamo che non che sia una linea guida perfetta, è il sentire. Ti come ho scelto, Francesco? Ora, mi ti dico, è una verità. Allora, la prima roba che dico è non te hai mai sentito in imbarazzo niente, perché alla fine si ti che te paghi alla fine. Quindi sì, inutile. Una bella partenza. Bisogna dirlo. Perché ti arrivi, se là chi te squadra, cos'è che te me squadri? Se non vengono dentro, ti cos'è che te non te lavori? Però sicuramente un ambiente quando te lo senti caldo, mi sono un po' faccio fatica, ora prima che cerco e tutto che vuole il suo tempo. Però sicuramente un ambiente caldo, un ambiente che te senti che ti si dentro, quasi come se te fossi in famiglia, o comunque un ambiente che ti dà un calore al di là del posto e tutto, già una roba che ti si cavolo, so su un bel posto. Dopo sicuramente mi guardo il menù, guardo come chi si vesti, guardo tante robe che magari dopo... Perché si via tecnici, via altri, sì, ma mi infatti come non viene mai via mangiare nessuno perché mi guardo tutto, oltre al menù, come chi si comporta e tutto è importante. E sti ristoranti monotematici, tipo è il ristorante dei funghi, ok? Esiste ancora? Perché mi andavo per esempio su un ristorante che faceva specialità funghi e era i raccoglitori dei funghi, era i gestori del ristorante. Mi dispiace da morire che non inglese più, perché chiaramente a Padova. E questi ristoranti così esisti ancora? Oppure che sia il ristorante generalista ormai, ristorante più che a trattoria, i ristoranti quei infatti che punta a clientela selezionata, qui che è spusa sotto il naso, che punta a fare una roba che gli altri non hanno ancora fatto. Che ne è in giro? Che mi noi vedo o non go notai? No, non che ne so quasi più. Diciamo che nelle città sì, perché è anche il mercato che te lo richiede. Se puoi fare un monotematico, esatto, clientela più vasta in città puoi. Se inizi a farlo nei paesetti, cioè, ovviamente io ho il mio riscontro, perché ogni giovedì sera faccio la serata risotti, ogni 2 giovedì, ed è monotematica, te mangi 4 risotti, un po' di antipasto, 4 risotti e il dolce, ed è sempre pieno. Però è anche correlato al ristorante che gli altri giorni fa robe differenti, allora è come la serata, non è sempre, se no penso che non funzioneria troppo qua, in città sì. Secondo me più i posti storici, cioè se fatica che te vergi un posto subito non te conosce nessuno e te riesci. Posti storici dove ti dici va a mangiare là all'esso, perché so che lo fa così. Verona. O se no va a mangiare là su quel posto fa solo gnocchi, solo bigoi. Sicuramente quando sempre Verona, gnocchi e lesso, Dio. No dai, difendiamo anche Vicenza, dai. Sicuramente un posto che ha una storia che magari sì fa tante robe, però se specializza su quello sicuramente vince. Diciamo che più generico te sei, più ti riesci a accontentare tutti e quindi te ha un standard che querce tutto. È una roba che invece caratterizza tanto certi ristoranti è il cuoco
è il chef che se conosciuo magari, che la gente conosce già, perché più che il posto o il menù eccetera, ma perché il cuoco se conosciuo. Sta roba per me è aberrante dal mio punto di vista, mi sono ignorante in materia, ma mi andare perché uno è famoso, ma cosa me ne frega? Io a mangiare bene, a mangiare una roba che mi faccia stare bene, a mangiare una roba che sia buona, più che una roba fatta da uno che ha il nome. Non so che sia un po' pro e contro, perché mi sono d'accordissimo con te e ho la gente anche nel mio entourage qua che spinge sempre perché per Instagram, quelle cose là, ma non vedi i miei video perché appunto dicono adesso è il momento, e l'unica volta che ho fatto un video si arriva a 10-15.000 visualizzazioni, Perché te capisci? ne fai pochi, per quello? No, capisci? Cioè, è una cosa che servirebbe, però non fa parte di me, e quindi Se non ti possono appartiene. pressarmi quello che vogliono e non mi interessa di dove sono stato, cosa ho fatto, la gente mi conosce se viene qua a mangiare. Ah, Eh, eccola. E i a social, mangiare. Cioè, te che da venire a mangiare. nei social No, per me non No, esista. vedermi me che so vestito bene Esatto. e ho il nome scritto in oro. Ma dai, Mi penso che una volta te vai, dopo che ti ho visto, ciao, non te vai più. bravo. C'è una bella differenza. Cazzo, sì, è proprio questa la sì. differenza. È proprio questa. Vengo, vedete, guido. Sì, vabbè, te sì, ti. Ma mi sono andato a New York, sono andato a vedere la pasticceria quella del cuoco nel New Jersey, là, quello che fa le torte. Buddy. Esatto. E ho visto fuori dalla vetrina, guido. Sì, le io. Ciao. Ah, che sta, sicuramente. Vabbè, però ragazzi, sì, se io se cosa la Sta. televisione, però dopo Che- alla fine non mi interessa. Anche a me sono uno di chi ebeti, non sai che mi cavo via. Se bello, te lo vedi, dici, vabbè, però sa vetrina, guardo il dolcetto, $12 di una merdina Col burro. col burro, tutto Piena di burro, solo burro. E dico, ma guarda, mingo tuo, cioè, via. Però è importante, dai, cioè. Sì, vuoi anche quello. Anche quello che vuoi, dai. Esatto, e dopo che ne parliamo di sta roba qua. La gente si è fatto un'idea strana che in cucina che sei un extra capo, uno che fa il dittatore eccetera, e tutti gli altri che a stare zitti. Sì chef, se è vero oppure no? Beh, chiaro. Chiaro. Dopo dipende, ma parlavo fra virgolette, se può dire, prima con un ragazzo qua che è veramente molto interessante per l'età che ha. Grazie. Francesco, Francesco. sei svegliato, sì, sì, te tanta vedi roba. che E dipende dalla cucina, perché ovviamente sono stato in cucine dove che era mia 400 metri quadri la cucina, erano 80 cuochi. cosa? Se lo chef non era il diavolo in persona, il perdere il controllo, tutto. E quindi Sono d'accordo. esiste, ma Che sei chi ho, posti? ho visto chef molto più cattivi di Gordon Ramsay, cioè, È un angioletto in confronto. È un angioletto in confronto, quindi sì, esiste. E cosa sai chi si dice la gente dentro là? Chi si tira e... Dispetti. Tanti dispetti. Comunque io che do ragione, perché su un ambiente dove che ti cominci a avere 30-35 tosi che tutti vuoi venire sopra di che altro, se non te che metti un punto è sei a difficile. morte? Tanti gaietti dentro Ma il ponaro bisogna- pieno di gai, sì. alla fine vai mai ora. Cosa che dice lo chef o cosa che dice i tosi Cosa dentro che così? dici? Niente. Io non che Te dici parli niente. dopo in camera, perché durante il servizio parla solo lui, e anche se ti offende i morti cani, te tasi. E te cai e rete. Vi ricordate un piatto in cucina che se sta a caporetto? Pensavi di fare un capolavoro e invece sta una disfatta? Vi è mai successo una roba del genere? Nel mio caso sì, qualcosa è successo anche qua in trattoria, è successo in trattoria, ma nell'esperienza in cucina. Te succede prima o poi? Certo, perché è sempre comunque un'idea di tanti o dello chef che magari col suo ego ha i suoi gusti, che non c'entra niente, e quindi viene fuori un piatto che fa schifo. Se vede subito il dura poco, la gente non toe e te lo cavi. Basta. No, mi ancora piatti miei sul menù, non che ne. Sicuramente mi è capitato tipo fare prime volte davanti a una stua e là fare il risotto mi tutto che viene fuori bene, perfetto, arriva il chef, lo saia, una merda, ciao, 17 minuti butta via. Però che sta anche quello, Quando che ti chiedo davanti a una stua mi immaginavo mia nonna davanti a stua economica con la legna. più o meno.
E un'altra roba da cucina, adesso devi essere sinceri. La cucina molecolare, che cazzo sia, e soprattutto se è una roba geniale, è solo una schiuma costosissima. Allora, per esperienza personale, o sta anche qualcosa di Adrià o come, sì, io sono totalmente contrario. Allora, come artigianalità, che te provi, fai un'esperienza per una sera a sentire una roba che è una nuvola che dentro assada bacon e sardea, cioè, per carità, però purtroppo assaggerei molto meglio una molecolare fatta veramente molecolare. Invece tre quarti si aiuta con texture, con polveri che fai sospensioni da sole, basta usare l'alchimia, caldo freddo, te puoi farla tranquillamente con le palle e inventandoti te l'alchimia. La stessa roba chi fa con una polvere. Se te sei un buon chimico del tuo, sì, e te hai esperienza di materie, assolutamente sì, però tre quarti a se fuffa. Sono d'accordo. E ora la frase è dai aria. Sì. È vero, però è vero, dopo una volta che ora è il brutto è che non tutti studiano, quindi basta che ti dici beh dai Koga ha fatto il caviale e ora lo faccio anche me. Come diceva Radames, bisogna prima che te studi te capi una base del Rio e te puoi fare delle grandi robe. Se te copi con gli altri, sì come gli altri e quindi te accontenti. Ti dico la verità, preferisco un bel fondo fatto bene, una bella salsa fatta bene, che ste robe qua. Cucina fusion o confusion? Per me Sì, si cucina confusion di solito. Beh, ma di fatti preferisco la cucina confusion. Tanto che se fusion destro lo stesso, anzi con una parola in più. No, perché cucina gala è essere confusion, nel senso di trovare delle idee tenendo sempre le solite basi irremovibili dell'equilibrio fra amaro, croccante, quelle cose là, e dopo va al tuo estro, cioè la roba più bella della cucina, te usi e te usi il cervello. Meglio così. Meglio così. Non serve dire no, mi fusion, tutte queste robe qua. E se stai in momenti in cui mangiare. E se stai in momenti in cui andava a cucina fusion, dopo che sta a cucina macrobiotica, dopo che sta a cucina e che se stai tutte e ti provi tutte per vedere che il cliente ti torna, ma dopo che te ha provato un par di volte e non che con fa è roba, te puoi dare che nome che te vuoi, è roba buona resta, è roba che non si è fatta bene sparisce. Esatto. Che c'è tanta confusione secondo me. Tanta confusione. Tanta. Confusion. Guarda, veramente. Tante volte basta che dici te fai una lasagna fatta bene, te fai un piatto e pasta fatta bene. Cosa serve che te fai mettere mie robe de sola, de drio e questo ho tolto in Africa, quello mi arriva da qua. Fa una roba fatta bene, posto. A proposito dell'Africa e da dove che viene, cosa ne pensate della cucina etnica? Perché sto termine etnico, secondo me, è un po' abusato. Mi vado a mangiare una roba a un ristorante eritreo o cubano. È cucina etnica? No, sì, è eritreo o cubano. Perché anche altri se andiamo a fare a Pisa in Slovenia siamo cucina etnica a sto punto. Che senso che chiamare cucina etnica e a cucina? Niente. Infatti, è etnica anche la mia, cioè è etnica del Casale, etnica del Veneto. Sì, cioè, anche se le influenze di uno chef o dell'altro o dest'altro, quasi tutte le influenze del Gualtiero Marchesi te che influenze, ma dopo la fai tua, ok? È una roba che viene da te alla fine. Viene da te e quindi lei è il tuo etnico, non sai che andando da un'altra parte te diventi etnico, cioè e deve essere indigena. Indigena mi piace come termine. De qua vuol dire da qua, anche sta roba quando chi ti scrive chilometro zero, sì, ok, ma se te fai a 100 km è più buona di quella che mi fa a 100 metri, mi metto quella a 100 km, perché se quella da 100 metri è a fa cagare, basta. Sono d'accordissimo. Cioè, non ha senso, non è meglio perché ha vinto vicino. Se vuoi parlare di impronta, di inquinamento, tutte che robe, siamo tutti d'accordo, te che inquina manco per portare qua. Però se è più buona, quella che mi fa a Brescia, perché no? Non ho capito. Una roba che mi sono sempre domandato invece è dove sei che andai a fare a spesa con gli altri? Perché delle volte vedo che vado a fare a spesa e mi catto sti qua dei ristoranti che
i carei pieni, i compra 700 bustine di insalata. Sì, merda che te fai così di solito. Sì. All'ultimo. Sì, all'ultimo dite che ci c'è pas mai, te per fare la spesa. No, te che da correre, esatto, un Te che da imprevisto. correre, per qualche motivo, è un Esatto. imprevisto. Mi posso dire che faccio schifo, nel senso che a volte proprio, guarda, faccio mangiare ben per gli altri, ma tante volte mi dopo che davo dentro de brutto in supermercato e robe peso. Quindi non faccio tanto testo sempre. Ma Però- un ristorante dove c'è che si fa spesa? Che sì, ora, I fornitori? i fornitori, esatto, sicuramente i fornitori. E dopo ti puoi affacciarti anche dal tuo macellaio di fiducia, dal tuo fruttivendolo di fiducia. Dipende sempre da quanta roba che te compri, da che qualità che te vuoi, da quante volte che te vuoi che ti arriva, da quanto che te vuoi pagare. Da quanto anche grande che te perché- il frigo, anche tante Esatto. dispensa, eccetera. Certe robe che te vuoi mettere via e certe no, te vuoi averle sempre fresche. Sì, dipende da tanti, Esatto, tanti fattori. Difatti, amico, i fornitori, non credete ai ristoranti che dice ah no, ma mi fa tutta la spesa tutti i giorni. Il fornitore te vuoi. Anche perché puoi scegliere il fornitore la roba strabona o la roba che fa schifo. Anche il fornitore te la porta propone. interessante. Io nel mio caso, non avendo celle, quindi immagina che ogni giorno quasi faccio la linea nuova perché ho solo due frighi. E quindi sono obbligato tutte le mattine ad andare a prendermi la roba che manca. Ovvio che per il mezzogiorno magari a busta di insalata, soprattutto d'inverno, la tolgo al supermercato. Ma ho la fortuna che quando veci casa chi mi fa l'orto, passa la gente qua che garancura i funghi, mi non guardo rintracciabilità. Se arriva uno che a mattina si alza e si è a piuppini e me li porta qua, glieli compro e li metto nel piatto. Ok, quindi tento di fare tutte robe veloci al momento e ogni giorno torno a roba che mi manca fresca. E questo è un metodo. Comunque ormai veramente ti si casa all'una di notte, fini il servizio, te metti là tranquillo in divano, se te vuoi dall'applicazione dei fornitori, mattina dopo te casa scarico. Questo è la tecnologia che viene in Sicuramente. aiuto in assoluto a un A tutto. mondo che ha bisogno di velocità. Anche perché non te hai tempo e te vuoi avere sempre tutto. È vero. Che se il vostro fornitore è l'Amazon del cibo praticamente che vi apporta il giorno Sì. dopo. Però te puoi togliere roba, se te che testa, te puoi fare una buona spesa anche dalla grande distribuzione. Sì, anche a scorte, sì. E si mai improvvisare a mettere un ingrediente al posto di un altro perché non te potevi fare diversamente sperando che non si rincorsa. Ti dici, sostituisco. Però avessi bene o avessi mai. Tutti i giorni. Te capita? Sempre Capita. bene. Sempre ma bene. sempre bene. Dopo raggiungi un livello di esperienza, Esatto. bravo. Sai quando che Solo ti lì. slunghi e robe non te basta più. Anche perché dopo bisogna dirla sta roba qua, bisogna sfattarla che te prepari poca roba perché ti dici ma si dai intanto un qua non tu e nessuno. Quea dopo due comande te a casa finia. E dopo voglio vedere e dopo qua bisogna avere un gran i camerieri lo fa apposta. O chi che va a torre comando lo fa apposta. Sì. Stronzo con la Z. Dopo mio e qua adesso veramente me ciappo sicuramente qualcuno verrà. Però è vero tante volte ti dici ma Porca miseriaccia. minchia. Cioè fra d'ore che mo finito stasera che te ne trovi 60.000 no, adesso tutte subito. E ora latti come un giocoliere e te fai saltare la roba per il circo. Sì, è esattamente come dice lui, è esattamente così. E in più, i giorni che non viene nessuno, basta che te inizi a metà servizio a mettere via la roba. Te tacchi a arriva sarare tutti. a roba Arriva tutti. se verse le porte. Ma sì, Dio sarare. No. È proprio, cioè, che tecniche divine, sai, che fai tutto per darti delle volte fastidio, che funziona perfettamente. Adesso ti metto alla prova, Ciccio. E ultima domanda: se è più difficile cucinare pa un vegano, pa un celiaco o pa una categoria a vostra scelta da dire questo è difficile? E ora, ti dico la verità, i vegani non che c'è nessun problema, anzi vivo proprio su quel mondo lì, quindi assolutamente no problemi. Celiaci anche, come vi dicevo prima, ovviamente, ciao ragazzi, che vuoi anche un po' che è testa, cioè se ti sei allergico, che te memori solo vedere un pacco di farina, non è il caso che ti viene. Sicuramente che c'è sempre della gente strana, perché posso garantirti che con lavorare su un posto che sei vegano e vegetariano, tanto importante, blasonare e tutto, dove che ti arriva e a comanda, isindo, la signora, posto vegetariano, vegano, quindi non è che te vieni e ti dici cazzo magna mozzarella, no. Non te puoi anche se
E arriva te fa. E mie verdure crude non mi piace e so allergica a frutta secca. Ma cosa vieni a fare? Sta a casa tua. Cosa sei che Mi te vuoi vieni a vedere fare? come te a cavi? E ora te si là che te si là che te respiri e ti dici vabbè dai ci inventiamo qualcosa. Ma cosa vieni a fare? Te che fai una pasta in pomodoro? Ma Che dai, a un se certo ogni... punto. se no dici ma che sei proprio dappertutto signora veda io se posto vegetariano cosa vuoi guadagnare però ti trovi sempre soluzione sempre sì, guarda no. ne altri parei in un lazzaretto i parei che arrivasse tutti là però una volta che te che fai da mangiare bene ora sei contenti cioè ti sei tranquillo. Anche qua nessun problema per vegani, anche perché con la scusa che sono stanca vegano, sai le cose che si so tratta. buono di fare qualcosa. I problemi più grossi sono per i viziati. Ah, Dei viziati che questa sei è sia una bella poveri categoria. che ricchi, è proprio una mentalità sbagliata. Questi ogni tanto vanno fuori anche a me. Si te spacca i coglioni. Sì, ma cambio subito. E te, Sì, perché ti via di media a posto. Ago- è chiaro. Avevo l'allergia all'aglio ma che roba sì dai Ma non l'abbiamo mai sentito? a te che ne senti tutti i tipi che appena finito di mangiare tutto all'ultimo ma mi sono allergico a sta roba qua ma te che anche a letta vabbè dai ma poi un cuore non so così allergico a posto dai, a ciao posto. grazie. Qui ovviamente mi fa più ridere di tutti se quei che mi è capitato la scorsa settimana, sai, i leoni da tastiera chi ti scrive robe su TripAdvisor, no? Mi fortunatamente ho stelle, tutte 5 stelle, a parte qualcuno, tipo uno la scorsa settimana, Che si cade che divertito. ha protestato sulla quantità di cibo, sul servizio, sul menù da 15 euro a mezzogiorno. Cioè, lì sarebbe andare fuori a dire che ma a 15 euro cosa 8 te daga, cioè, ma ti hai iscritto veramente. Sono dovuto tornare in camion a casa. Sì, sa, mancanza di rispetto per i camionisti, però ragazzi. Assolutamente. Che sia dappertutto comunque qualsiasi tipo di ristorante che te vai che sarà sempre qualcuno che Siccome il tappo che sa, il vin che sa tappo, il 5% in automatico che Sì. è una Ti capita prassi. mai l'esperto de vin che a fine guarda tutti i vini e dopo compra quello da manco? Perché alla fine sei esperto, ma se tirchio come a È merda. quello che capita più spesso in Ah, sì, assoluto. quello là. Vabbè, è chiaro, Che sta cioè, che è dappertutto. una il montagna. peso sei quelli che fa girare il bicchiere col prosecco dentro con bollicine vedi il peso ti vedi là fa girare il bicchiere e lo snasa ma cosa fai a girare Gasi. E la scusa più assurda che avevi sentito magari mai rimandai in Rio dei piatti? Perché queste robe in televisione si vedono. Ma è mai successo che qualcuno... Ma per qualsiasi roba, però ritorno al discorso di prima, è I più un viziati. discorso di viziati. Cioè, È perché quella. quando sbagli che magari manca qualcosa o è troppo messo il sale e dopo lo assaggio io. Ed è evidente. Capita proprio raramente, ma ho sbagliato io, chiedo scusa. Certo. Il resto sono tutte cose da viziato. Cioè, potrei star qua mezz'ora a dirti le cose chi te dice. capita però mi so più da scuola vabbè dai te lo rifasso cioè se è brutto da dire cioè non ti puoi sempre dare ragione però È un attimo devo te lo fare, rifasso. può succedere Sì, lo dappertutto. rifacciamo sempre anche qua. Mi invece mi spacca il cervello quando che sento parlare di roba come lo faceva mia nonna. E ora, a parte che tua nonna probabilmente che avrà cucinato la stessa roba per 50 anni e era anche brava, ma faceva una roba sua, quella là. Ma probabilmente tua nonna che la roba là neanche la faceva perché non esisteva neanche ai tempi di tua nonna, perché la torta della nonna, tomare vacca, non era neanche il zucchero per le case, non era neanche da mettere la roba dentro per fare una torta, non era ingredienti per fare... Come cazzo ho fatto a dire a torta come la faceva mia nonna? Certe robe mi fa girare i maroni. E ora, dite sì, io pensare a una roba che se il gusto che non te mai neanche assaià e te pensi di fare il figo e mi sta roba quando chi sento da un'altra toia eccetera mi viene il sangue alla testa. Viati come si chiama gestì sta roba qua, perché se mi viene il sangue alla testa come cliente mi non oso pensare a cosa che vi viene in testa a voi altri quando che vi tocca sentirle. Guarda, a me mi è capitato di dire che a della gente che se sua nonna faceva delle robe faceva cagare, non è mia colpa mia, perché cioè, dipende questo. come la faceva la tua nonna. È sempre più buono la roba di tua nonna, cioè la roba che faceva mia nonna non sta niente carmea, ma adesso che fa il cogo a podaria mettere dei puntini e sulle robe che faceva mia nonna
è che è una memoria, qua parliamo di psicologia, cioè te che è una memoria che è talmente tanto bella che se anche a tua nonna te faceva un spegasso e dopo uno te lo fa stellato e te dici no, ma non è Mia buono nonna- come quello di tua nonna, in realtà faceva schifo quello di tua nonna, capisco? Cioè è proprio un discorso come Psicologico. e psicologico. Diciamo che se è un bel complimento se uno ti arriva e dice ti mi hai fatto venire un ricordo, per carità, però secondo me è giusto che a roba di tua nonna, è giusto che, cioè, è buona per tanti motivi, è giusto che ti differenziata da quando che sei su un ristorante. Non sta a fare confronti. Esatto, cioè che i bei ricordi che ti vieni, tienti partiti, tienti che era tua nonna, non un ristorante. Basta, perché sennò è un Grande. casino. E quello là che arriva è roba da mangiare e perde un quarto d'ora a fotografarla tutta e a magna fredda. Che ne è in giro, mi guardo che so in giro, dico quanto è te sai che te da essere. Si là a mezza ora te fotografi una pasta asciutta e sarà andata fredda. Ti pensa, mi sveglio alle 8, vado in cucina, mi faccio un culo grande come una casa, faccio tutta la linea e tutto, stago 17 minuti, fate un risotto, lo faccio perfetto perché lei è perfetto e dopo ti là te vanifichi tutto. Magno. Che sta anche a me mi piace se sì davanti te vai a mangiare su un certo posto per Sì, ma carità. perdi qualche secondo. Però ti pensa quanto lavoro che te vanifichi, che sei Dio tosi, che sei là, che veramente fate tutto per farti mangiare la roba al meglio possibile immaginabile. Anche perché non è solo vanificare, metà di sta gente qua dopo ti dice che c'è qualcosa che non va perché io Oltretutto- devo mangiarlo freddo, che cioè, o ti mando in drivo lì freddo, mio scalito, cioè, ora sì che ti viene a linciarli, ma che ne è, che ne è a sé. E che sei quello che vi domanda roba fuori menù? Mi fa di solito, cioè ho un menù e a voce gli diciamo Ok, quello che te c'è che- fuori menù. Ok, fuori menù. Ma non c'è scritto. quello che chiede il fuori menù del fuori menù. Sì? Sì, perché anche quello c'è di moda, anche solo dire Bravo. sai che tu è fuori menù. E ti che dici spiegami il fuori menù cosa vuol dire, non ti lo spiega mia, cioè non lo sa neanche se è una parola da dire. Sempre Pai Mode che va ogni tanto, torna fuori a sta roba qua. E quello che domanda è sconto a prescindere? A posto. E dopo Posto. se quello che ti domanda sconto tu pago col bancomat. Prima ti domanda sconto, dopo ti pago il banco. Questo è frequentissimo. Una roba che mi piace invece degli anni che furono, ma adesso mi piaceva, ma adesso mi piace un manco, è sta roba del limoncello. Comincia a starmi gonfiati i coglioni, vi dico la verità. Chi ti offre il bicciarina a fine. A me parla tutto pal culo, scusami, ma mi posso accettare che te voglia offrirmi qualcosa. Però stai che da offrirmi qualcosa, te che da offrirmi qualcosa davvero? Cioè te mi offri una graspa buonissima, una roba, e ora appresso che ti si dia offrirmi qualcosa. Ma limoncello della bottiglia da 2 litri e mezzo che te hai comprato a 8 euro, no, anche no. Te fai brutta figura, ti che si dia offrirmi. Non ti dico, a parte che non la voglio perché dopo a guidare mi c'ava la patente con il limoncello in bocca e se fa sì che ti ferma fuori dalla trattoria e ti fa le chilometri e te in culo. Però è il francesismo che vuoi in questo caso, è proprio in culo. Però insomma sta roba di offrire qualcosa sì, ma basta che da offrire davvero qualcosa. Ti do assolutamente ragione, anche se gossi all'anima nera che il limoncino, Ma quello da l'anima 2 nera litri del supermercato. Mi so affezionare all'anima nera, potrei beverne 2 litri e a non mi dici no, è per me. Però sempre quello, no, quello dei 2 litri a 12 euro. Diciamo che quando ho tempo, adesso ad esempio proprio stasera, appena torno a casa, filtro 14 litri di mirto, dell'albero mio, del mirto casa e lo porterò qua in trattoria. Ok, quindi Capito? a Saltoni te offro qualcosa di molto interessante alla fine. Questo perché fa anch'io sono sommi- totalmente contrario a offrire quelle cose lì che fa schifo. Mi sono contro proprio l'offrire. Te offro già a me presenza, il me servizio, il me saper fare E qua tutto. che diciamo tante robe. E quindi, cioè, secondo me, già quello è un offrire. L'amaro, se te vuoi, te si trova bene. toglitene a sfizio, scegli uno ti. Esatto, te faccio trovare di gran bei amari. Dopo, io non sono un ristoratore, quindi veramente non ragiono su quell'ottica là. È Però se te fossi, sbagliatissimo. te faresti così. Faccio fatica a dirti, esatto. Magari lo farei anche a me, sì. No, Garazone è un grande ragazzo qua, Eh, però eh, bisogna sì. fare metà e metà. No, vero. Perché Se vuoi- anche a me i primi 3 anni non avevo le ceres per l'idea, non voglio ammazzare la gente e dopo ho iniziato a organizzare un po' perché c'è che la richiesta lì è talmente Certo. tanto elevata
che è comunque un aiuto alla cassa. Certo, Cioè, ma no, non si scherza con certe robe. Pa ultimo che tengo il cliente peggiore. Indovina guarda cos'è? Quello che prenota e non viene. anche se The Fork adesso, anche guarda, succede robe, anche il contrario, che non sa dove andare, gli arriva in parcheggio e te prenota al parcheggio e dopo 30 secondi gli entri e ti dici abbiamo prenotato con The Fork Da fuori a porta. da fuori a porta. Certo che siamo veramente qui servei in paparea certe Il peso volte. è quei che ti continui a dire siamo al completo. Ma no, che un buso, pardon. Dai, è il contrario tante volte, se proprio... Adesso comunque è vero, cioè, te metti a carta di credito e quindi non ti fai più il furbo. Però cioè, ti sei maleducato. Ah, ma che se qui che una volta arrivava, vi prenota per 12 e non gli viene. E la gente perciava anche. Mi è capitato 3 settimane fa, quindi Perciava. so benissimo E quello lì. te avevo scritto riservato e non arriva. E poteva sentarsi qualcun altro e ti mandai via. Più che altro, esatto, te levi a possibilità a qualcun altro che magari che teneva e c'è un problema. Siamo arrivati che facciamo un po' che delle rubriche che sono classiche ormai per sto podcast. Però stavolta qua vi faccio come domande a brusapeo. E gli altri mi rispondi o una o che altra. Pan e Nutella oppure pan, burro e zucchero? Pan, burro e zucchero. Boh, mi sarò generazione Z, millennial, però pane e Nutella. Piedina romagnoia o panino ludro? In difficoltà, metto panin ludro, dai. Fritto sul muro. Sì, pane e ludro. Anche a me. Antipasto leggero o antipasto sfizioso? Nell'antipasto vado sfizioso. Anche me. A volte queo e un primo sono a posto. Carico di spezie o senza spezie? Adesso come adesso carico le spezie. Mi dispiace, ma senza. Ok. Aglio, tritafin o qua camisa schiccia? Qua camicia schiccianca se ne uso poco per tutte queste allergie. Camicia. Anche a te. E cavà, sì. Pasta al dente o magnabie? Perché mia pasta al dente non mi piace. Mi piace cotta. Per un discorso di metabolismo crua, ancora più che al dente. Ancora di più. Anche a me dura proprio. Dura. Sì. Con l'anima che sei un fil de ferro. Ancora te avardi dentro ancora che il cerchio del cruo che tu dici Crocca. cucinami. Ma perché? Beh, per quello che ti avevo detto un attimo fa, se la mangi stracotta... No, nostra cotta. Cotta, beh, meno è cotta, più è digeribile. È semplicemente per Guarda questo. che la sua memoriere. Piccante sì o piccante no? Ed è cosa piccante? Peperoncino o pevare? Perché il pevare è piccante. Il pevare sa da pevare. Il pevare sa da pevare e può essere anche un po' piccante, ma piccante sì, a mio gusto peperoncino è buono. Niente piccante per me. Proprio... no. Niente messicani partì. Niente. Niente induia. Niente. Formaggio col pesse, sì o no? Aia. Mi parto e ti dico che il burro con la lici o comunque con certo pesce mica ne metto anche tanto. Sì, beh, se è burro, ma al massimo burrata con i gamberoni al gin. Ma Porca. se no nessun formaggio col pesce. Nessuno. Carbonara, panna sì o panna no? Se poi secondo voi altri mette la panna. Se puoi anche mettergli a panna, però panna no. Mi dispiace, ma no. No, niente. Ultima, il cliente che ha sempre ragione. Quando che l'hai educato. Ahimè, mi tocca dirlo, sì. Sì, perché dai, alla fine te paga. Quindi è vero che non te puoi sempre metterti De traverso. de traverso, però sì. Sì, troppo diplomatici su questa ultima domanda. Per me il cliente non ha sempre ragione. Se sei una testa de cazzo che va anche a dire, ascolta, te sei una testa de cazzo. Allora, è quello che fago. Se sei una testa de cazzo. Parliamo di una roba che è moderna. I programmi di cucina in TV. Va alla grande, ma no da recente. È da tanti anni che ormai tira. E c'è anche un motivo per cui tanti che hanno scelto le scuole di cucina. Esatto. Mi che- arrivo più o meno da che età là. Masterchef, gli albori di Masterchef. Esatto, adesso mi vi faccio una lista, una bella lista qua, perché i programmi sono tanti nel corso degli ultimi 20 anni, che anche i conduttori stessi che ne hanno cambiato parecchi, e vediamo anche quelli che vengono all'estero nei TV a pagamento, cioè che c'è tanta roba, sono tutte categorie del cibo, dai dolci a sui primi, a solo la cucina etnica, che c'è tante robe. Vi domando un breve commento della trasmissione, se vi viste, dopo anche là bisogna vedere.
e un voto da 1 a 10 per l'utilità che ha trasmissione, perché alcune sì e secondo me alcune proprio no, però è opinione mia da spettatore, mentre voi altri che si dentro a sto mondo sicuramente che ne sapete più. Allora, prima c'è Masterchef de Barbieri, Cannavacciolo, Cracco e compagnia che si passa, Bastianic eccetera. Breve commento e utilità da 1 a 10. E ora sicuramente tanti pro e anche tanti contro. Del sicuro, quando che finito là, non te puoi versare un ristorante. A idea mia. Dopodiché sicuramente grazie anche a questo programma qua si è aperto gli occhi su tante robe della cucina che prima sicuramente non si sapeva e te facevi anche finta di non saperlo. Utilità da 1 a 10? Spettacolo, quindi ti dico 8. Spettacolo. Allora, utilità da 1 a 10, parto subito col voto, sì, può essere 6, 7, 8, anche 7 mettiamo, sto in 7, mezzo fra 6 via, e 7. 7. Proprio per far conoscere gli alimenti e come si lavora in cucina. A favore no, totalmente contrario, perché ho vissuto l'evoluzione e prima che facessero questi programmi il cuoco era valorizzato anche e soprattutto a livello monetario. Dopo si sono inventati programmi dove i ragazzi pensano che in 2 anni diventano cracco. Esatto. E ti arrivano in cucina delle robe che ammazzeresti dopo 2 giorni. Quindi l'utilità se gli devo dare 2 voti è 0 dalla parte di far capire a cos'è un ragazzo quella cosa lì, mentre a far capire al mondo cos'è la cucina o come si lavora un prodotto va al 10, cioè è molto utile. Se posso dire ora l'ultima, non sai perché magari te che hai fatto l'avvocato o un'altra roba che ti spendi 30.000 euro del corso e te diventi cuoco. Per me bisogna che ti fassi una gran bella gavetta. Dopo che sei chi che sei più portato, chi che sei manco portato, però prima te andare dentro un ristorante e dopo te capisci. Esatto. Una trasmissione che è storica in Italia e non avevi neanche idea quanto storica può essere, se la prova del cuoco Dea Clerici, che adesso se ha un altro nome, se è sempre mezzogiorno. Avevo mai visto? Avete mai capitato di vederlo? Certo, non ho visto più. È la partenza della rovina della cucina, sì, per quello che dicevo prima, però è stata una chicca, perché comunque la gente che andava lì a cucinare ti faceva vedere come in 20 minuti con una cosa che ti arriva un grande cuoco può inventarti 4 piatti e a volte gli davano 3 prodotti. Sì. Utilità. Per il mondo. Forse la prima gli do un voto più alto di Masterchef come utilità nel capire, era fatta bene. Sono della stessa linea di prima, però sono contro la trasmissione, ma ha un'utilità più che sufficiente. Sapete quante mamme e nonne che ricette là fa girare? Quindi secondo me è utile perché sì, che classiche robe che guarda a casalinga e che se tu hai spunto qualcosa fare a mangiare tutti i santi benedetti giorni. Quindi anche qua tanti contro, ma che c'è anche sopra, quindi 8 che lo davo anche qua. Cucine da incubo, Cannavacciuolo adesso eccetera, ma prima che era Ramsay, chi era che faceva Gordon Ramsay con il programma originale, quello inglese. Cucine da incubo, cosa serve? Posso dirla? Sì. A un cazzo, per me. Tanto te sarai prima e te sarai anche dopo. E a testa sarà il problema, quindi non è che se arrivo te 2 settimane ti dico come dopo te va. Quindi per me sì, inutile come programma e per fortuna non lo fa più. Anzi, non vogliamo andare in onda, vogliamo andare subito in AS. Dopo anche lì fa scena. Sì, spettacolo. Come esatto. Spettacolo 10 perché sì, perché ti mostri che sei di meme ancora che gira adesso che sì, no, con Ramsay davvero. Esatto, 20 anni che gira la stessa faccia, Ramsay che si incassa dicendo che sei merda a ste burbe dei tosetti che ma difatti spettacolo 10 come hai detto te, utilità 10 anche, ma per i coghi. Sì. Perché ste guardi che roba lì te devi evitarla, cioè l'utilità è che ti fa capire, anche se è un po' montata ma non del tutto come te avevo detto prima, che ti fa capire che entri in un ambiente dove o pedali o ti spaccano. Te che a menare, ma voilà. Sì. 4 ristoranti di Alessandro Borghese. Al di là del personaggio che mi piace a morire, mi sta simpaticissimo, è fenomenale per la televisione. E il programma che ha una sua utilità. Ha l'utilità a farti perdere i clienti o farteli ricevere, perché
L'unica cosa della quale mi sono contrario, dico i ristoratori, ma sai che rischio a quale vai incontro? Se sbagli quella Esatto. serata là, tu sei chiuso e magari non sei così cattivo, Esatto. sei capace di far mangiare, ma per emozione o cosa sbagli qualcosa, l'utilità Voto non la da vedo 1 a 10. tanto, ma metto 6 sufficiente. 6, dai, che sta. Sì, sempre per il discorso del cibo. È utile secondo me per scoprire nuovi paesi. Per resto, ti dico la verità, anche lì bisogna essere veramente tanto convinto che quello che devi fare sia buono e tutto, perché sennò, cioè, non sai che dopo te vai a piangere e dici sono arrivato ultimo, viene più nessuno. E se ti arrivavi primo, Da spettatore invece mi pongo sempre ogni volta che guardo in faccia e dico questo è stronzo, non andaria mai a mangiare da qua. Ma non perché fa da mangiare mai, ma proprio perché lei è stronzo. E ti vedi da come che metti i voti, da come che il gaso ha, da come che ha fatto il furbo, da come che ha fatto i conti, da come da tante robe. Questo è stronzo e mi dà uno stronzo, non voglio andare a mangiare. Punto. Certo. Anche se ho in parte di casa e lo conosco da 20 anni. I fa delle figure barbine da quanto stronzi ghise. Torniamo a prima, torniamo al discorso di te prima, tiri se non al zappa del piede, Esatto. dopo cassi tu. e dopo vede tutti E comunque poi perché te te vai vede. in televisione. Perché te credi che la gente che non te conosce che te sei stronzo? Esatto. Io sa. Esatto. Io sa. Allora è stronzo che se ne ha a 4 ristoranti. Un altro che mi piace, a me mi piace Food Advisor. Ho capito mai guardato Food Advisor? Mai visto. Mai visto? Ti dico io. E do saltemo, via. Ok. Fatto in casa per voi, Benedetta Parodi. Vi dice niente? Sì, ma te mi perdere. normalmente sono fatto in casa Abbiamo fatto mi. No, me fago in Ma casa. l'hai fatto in casa per voi? Però una roba che il mezzogiorno lì No, parodi salto. o cosa salto. Non Ok. che da ogni Anche un di- voto perché No, non per vorrei me- essere offensivo. Per me è marketing perché Sì. ti fai girare libri, ti fai girare tutto. Ecco, quindi bravo. sei Cosa bravi. vendere il libro? Sei Sento bravi. quanti libri che vende, che influencer da TV, perché sei influencer da TV. Sì. Parliamo di 2 milioni di copie. Dopo non gli scrive ore. No, Cioè, che non sì. si scrive ore. E ricette ne fai ore. Però sei bravi, ragazzi. 2 Bisogna milioni dirlo. di copie è ultima che ho visto. Cioè, 2 milioni di copie. Adesso ti provo a immaginare se ne ciappa €1 ogni libro. Che è molto probabile che non ne ciappa neanche €1. Però metti solo che sia €1 al libro. Ragazzi, Ma sei parlemone. bravi. Sei bravi. Ma difatti mi sono stato sull'utilità della cosa Sì. perché sono d'accordo con Eh. altri nella Se una capacità follia. intellettuale che chi è buoni a fare cookies se è una follia anche al per pubblico che utilità, va dico, a del sicuro non voglio in cerca della parodi. Un altro che mi piace a me è Little Big Italy. Non so se hai mai Ah, a visto. posto. Quello che Ma va dove vai a trovarli qui? lui che va all'estero e va a cercarsi i ristoranti italiani all'estero. New York, Berlino, Dublino, Amsterdam, dove da voi e catta sti 4 ristoratori italiani di origine italiana che di italiano non capi niente praticamente. È il peso se io che dice vorrei sto piatto qua. Ma come fai fatto? In 10 minuti trovare tutto. Se io che sei stronzo che cazzo è? Ma cosa metto a domandare? E vado a domandare dei che robe che ti dici ma che sito che fai? E io sapevo che siamo a Dublino e che domanda un piatto di schiego a Puenta. E mi lamoro. E là i slaghi domanda a Google. Esatto. Cosa sei? Schiego? Perché sai Esatto. cosa che sia. Ho un altro che mi spacca se Bake Off. Bake Off Italia, per essere precisi, eccetera. Coa, Parodi, sempre Knam. Qui che fai torte, per capisse. Dentro Ok, sto ok. capanone di Troppo plastica, esatto, in mezzo a un parco, un prato dove sei, non lo so. E lo avevo mai visto? No. Sì. Niente. Sì. Cosa ne pensi tu? Comunque sei bravi. Per essere delle persone principianti che sta. Cioè, che Però sta, c'è sei- solo torte là. Sì, sei torte. E che se certi che mi delle volte, perché ne viene torte, mi dico. perché- Torte non vorrei dire dove. Beh, è più difficile la pasticceria, è più precisa. Ah quindi, sì, la beh, chimica sì, davvero la anche nelle alchimia. quantità. Le Sì. quantità te sbagli. Non Quantità, viene fuori. temperature, e ingredienti precisi, lavorazione, movimenti compulsivi da sbattere, frullare, cioè veramente da pazzie. Infatti non c'è roba ai cuochi, cioè c'è proprio antipodi. Qua ti versarissi veramente un discorso assurdo. Cioè il cuoco se è cuoco, il pasticcere se è pasticcere. Sono due mondi separati, non si può il esmissiare. cuoco va là, butta dentro così, fa pasticceria se è un'arte, uno. E dopo se è matematica, basta. Ma matematica pura. Sì, qua sono d'accordo. Posso dirti per esperienza mia, se posso fare una parentesi, che
avendo chiesto di fare anche il pasticcere una volta nella partita di pasticceria al piatto, eccetera, eccetera, in un super ristorante, posso dirti che sì, in realtà quello che impari da cuoco non riesci a portarlo tanto in pasticceria, mentre quello che impari in pasticceria, la perfezione, gli addobbi o cosa, puoi portarlo in cucina. Anche se da anche parte dei cuochi e non Sì. dei pasticceri. Anche l'ordine mentale, l'ordine come La prepararsi. pulizia. eh. Ti sei Ma ti te meticolosi. vedi che se certi pasticceri, anche ragazze veramente che te tira 10-1 in confronto. Beh, sta roba qua però, io sono molto a versione giappo di queste robe qua. Dove che, È tutto perfetto, tutto esatto. preciso. La pasticceria sei così, infatti ti te vedi, te vai in pasticceria, se vai su una pasticceria seria di un ristorante serio, c'è tutto preciso, tutto pulito, netto. c'è sempre tutto Invece perfetto. una fregola di farina fuori a posto. Esatto. Che bello. Un'altra roba che ho visto, spero che non avevi visto anche voi altri, è le ricette del convento. Che sono 3 frati che cucina. Non avevi visto? Saltiamo a piedi pari Mai visto. e via. Un altro storico è Cotto e Mangiato. Mai visto Cotto e Mangiato? Sempre della Parodi. A Parodi? Sì, è il Ed è il primo, primo che ha ha fatto. Sì, quello forse l'ho visto di più. No, ma sufficiente, dai. Ti Cotto, pensa anche là a tutte le ricette che arrivava. Cioè questa, se faceva mandare ricette dai casalinghe, e faceva. ha creato solo un libro e anche un programma. E cosa che ne ha fatto? Esatto. Che roba è? Casa sua se non sbaglio anche. Che idea stupida, semplice, quello che voi, ma Eppure- funziona benissimo anche tra l'altro. E un altro che quando che i vedo mi vorrei cagarmi in man è se cortesie per gli ospiti. Io non avevo mai visto cortesie per gli ospiti, che non è un vero e proprio programma di cucina. Lì è proprio no. No. Cioè, come utilità io vedo 3. Ovvio che in realtà è più completo, perché parla anche del bon ton, del galateo, eccetera. Però te vedi e te senti cose a se non perdere. Sì, mica vedo Xaba, vorrei tirarmi una sberla da solo perché è insopportabile. Per me è insopportabile. Tutta sta roba del galateo, eccetera, non so da dove che venga fuori, ma mi pare talmente una montatura idiota che solo pensare che esista persone che fa delle robe del genere mi dà nervoso. Quindi è meglio che non guarda certe robe. Eppure anche là che c'è un sacco di gente che guarda. Sì, tanta gente. Tanta. guarda le robe. Sì. Vabbè, quante parole conosci tu? Altra rubrica di Dare Aria storica e quindi storica. Siamo alla 21esima puntata, siamo io parlare di storia, senti quanto mona che so. Vi dico dei nomi che sono tipicamente veneti, pa di robe da mangiare e vi date me traduci in italiano. Non è difficile, ve lo dico subito. Cosa sei a Ciara? Il bianco dell'uovo. Albume. E si chiama in albume. Devi tradurmi in italiano. Albume, benissimo. Marinè, A posto. Ciliegine, amarene. amarene. Beh, ciliegie e marinè qua, le amarene quelle acide da far marmellata, non Sì. proprio l'amarena grande. Amarene, sì, è vero. E se quei salvate che ora. Bravo. E se ciliegie Ese, salvate. bravo. Ok, dai. Bisatto. Bisato, sì. Tranquilla. Ok. Yes. Guarda che in certi posti in Veneto il bisatto non esiste. Non che se io ho la mia bisatto, Parsutto. Cosa sia il parsutto? Il parsutto. Il prosciutto? Partì? Vai a dire a qualcun altro. Non io so mica cosa No, è il anche perché in parsutto, questa zona qua del Veneto non si dice parsutto. È vero, però che si di posti dove che si dice parsutto. Come a Mortadea, che non si chiama Mortadea in certi posti. A Verona come si chiama Mortadea? Bondola. Bondola. Pensa Capito? Te io dici a uno di Cavarzere a Bondola, magari forse a Cavarzere ancora che arriva. A Bologna anche a Eh, Fontolin. Ho conosciuto Fontolin qua nella strada andando verso Rosolina. Vabbè, se fermiamo sempre lì a Rosolina Torre Zero Panini. Vigo. Quindi non mi mettiamo intrigo, intrigo. non mi intrigo. Sparaso. Facile. Quasi. Gli asparagi, sì. Sparaso. Aranato. Iole, niente, gli aranati e le anare. Gli anatroccoli. Gli anatroccoli. Sì. Brasoe. Beh, vabbè, a Brasoia. Vabbè, ti dici, a Brasoe. Cosa sia? Fa uno che non sa cosa che sia a Brasoe in italiano? Una costatina di maiale. Non sia a Bracciola, scusa. Sì, ma la bracciola, Cioè, a parte tutte della parti costata. della costata, esatto. Vabbè. No, giusto? Giusto. Fregoe. La fregola, cioè com'è tradotto? Cosa sia Briciola Briciola. di pane però. Prego. Briciola di pane. Musetto. E cotechino.
Cotechino, perfetto. Penso. Sì, sì. Poi finire Formenton. Formentone e Scattaroni che sei dai miei parti. Dorove. Perché il formentone è il mais. Esatto. Esatto. E Scattaroni cosa E sei? Scattaroni è il torso in mezzo. Ah, ok. Che ti Scattaroni. attacchi fuoco da Dico Dio. Totano anche da Guaglioloni. Sì, Totano non sapevo. È il Anche a me. Totano. sì, un Totano. La sì, boccia non dovevano curarli a però. Scattaroni te navi. Esatto. Poi pensare a tua. Esatto. Vabbè, insomma, era facile, però... Era facile. Però vorrei ricordare che il Veneto ha tanti modi di chiamare la stessa roba in diverse parti della nostra terra. E poi ultimo vi faccio una rubrica che è la cena impossibile. Che abbiamo mai fatto un catering voi altri? Sì. Se Dove fa. lavoravo, esatto. Sì, sì, No, da una solo. roba che si fa, insomma, prima o Sì. poi nella vita da Te cuoco. tocca. Te tocca. No, Sì. do il prossimo mese. Ok, è il catering. Facciamo a Gesù, per cui è la cena impossibile. Sì. E vado a fare una cena, mi sa che è l'ultima. Non so dopo se ne farò delle altre. Vieni a cucinare per me. Cosa che faceva a mangiare a queste 13 anime? Veloce. Ah, da mangiare ovviamente, perché col Eh, bere sì. si arrangia anche col vino. Col bere e si arrangia. Beh, ma anche con mangiare te va bene perché basta Sì. farne uno, dopo io moltiplico Sì. tutto e via. Ah, torniamo a Cosa prima. che facciamo da mangiare a sti 13 È personaggi? roba leggera, Una perché roba leggera. dica a ragionare, cioè, Esatto, quindi- a discorrere dei Oh. tradimenti di robe. Esattamente, Quindi- un'insalatina di pesce e un risotto. Ah. Basta. Sì. Con cosa accompagni tu da bere? Ripeto che davo l'acqua, si arrangia lui Se arrangia dopo. lui dopo. Vabbè, ok, sì, che sta. Un bel hummus. Hummus. Beh, siamo sulla terra, Esatto. voglio dire, siamo in Palestina, voglio dire. E dopo che cavolo che faccio? Dai, roba da sogliole. Dio. Sogliole. Sogliole. Sogliolette. Spietà. E il pan? Cioè, una sogliola e una cioppa di pan a sto punto. No, un bel contorno, dai. E poi si arrangia. Esatto, in seranza. Si arrangia. Un po' che domande per finire dopo se salutiamo. Si stai brillanti, mi piace sta puntata qua, mi so Dio godermi a fine in fondo. E dopo fumo un socchetto però per finire, perché ho parecchia una roba come moglie che è una roba carina. Allora, un consiglio per uno che ha da cucinare, bisogna che bollire acqua per fare la pasta asciutta. Roba facile. Cosa che ti consiglia di cucinare a uno che proprio non si è buono di cucinare? E ora, se parto i mi... sofficini È una roba più semplice che potrei dire se è il couscous, là non ti sbagli. Fai boiare l'acqua, ti la butti dentro, così la assorbia tutta e ti sia a posto. Però anche là se sbagli l'acqua devi fare una paparea. Vabbè, dai, te lo mangerei in brodo. E il couscous è facile. Dopo puoi condire da voi. Esatto. Poi verdure, carni, queste da voi. No, mica se è, Facile. se è buon attaccare il fuoco e mette una piastra e gli scotta quello che vuole. Da Verdure. un radeccio a una bistecca non ti sbagli mai, cioè se è una roba calda che ti appoggiare qualcosa di sopra. È facile. ma- Sì, Pare sì. che uno che non si può, è vero che Beh, ma è lì e fa esperienza, dopo Sì. non gli appoggia più, Impara. ma lo sa che non può più farlo. E se ti potessi invitare sempre per una cena impossibile un personaggio storico del tuo piacere a mangiare a casa tua e te che cucini ti qualcosa a un personaggio storico anche che non che sia più ovviamente anche chiunque nella storia, chi è che ti chiamarisi a cucinare a casa tua qualcosa? Pavarotti. Pavarotti? Sì. Perché? Perché sì? Proprio Perché te dico ogni volta che magari vedo anche che c'era Pavarotti in Friends, mi ero picco boccia, però magari è preso tanto essere. E secondo me te divertiresti. Poi ha una foto tipo Deo in booster su vicino a piscina, quindi per me è un grande. Però non so, cioè mi dà proprio. Te ben Pavarotti. Esatto. Che essere un simpaticone. Esatto. Sta un simpaticone. Sì. Ma un'aria un po' più sofisticato, mi piacerebbe avere più un personaggio tipo Gustavo Roll o Ah. qualcosa del genere a fargli da mangiare. E ciaccolare. E ciaccolare. Sì. E ora sì, sarebbe più un doppio nutrimento. Ecco sì. Mi piace. Anche a me sì. Che sarebbe dei personaggi così, che per me. Se non avessi fatto i cuochi, cosa che avresti fatto in alternativa? Per vedersi da qualche altra parte al posto della cucina? Di un panificio forse. Mi vedrebbe bene. Un pasticcere, no? Ti dico la verità, ho tanta pazienza, ma non così tanta. Cioè, ogni tanto che ti viene tipo l'estero così, te Via. butti lì, esatto, no? E invece l'estero in pasticceria sì, ok, però è diverso. Sarebbe più sulle materialistiche, più come un psicoterapeuta, qualcosa del genere, anche perché so dello studiarlo coach. per esatto, mi piace più quella
no, non più, mi piace anche quella parte là, anche perché il cuoco l'ho fatto proprio per passione. neanche Quindi per- sei il tuo lavoro proprio. Esatto, sì. Sì, anche Mi non perché, riuscirei a vedermi fare un'altra roba, ti dico la verità. Proprio ho dentro da ti dico la sempre. verità, anche al critico culinario non mi piaceria a mangiare dagli altri e te smerdo se te fa cagare. Non sarebbe mia mai. No, non sarebbe mai. Come si chiamava quello francese famoso che sei anche sul cartone animato Ratatouille. No, gustoso, come si chiamava? Gusto. Sì, ma Ciao, eh, non mi ricordo. Però gran film quello. una domanda che non avevo fatto e che vi farissi come cuoco. Cosa sai che vi domandarissi e vi risponderissi? Per finire così in besa. Mi domandaria chi che te l'ha fatto fare. Ma te che io do passione però. Esatto, e dopo avrei già la risposta che per fortuna la passione, perché è un mestiere veramente, e siccome io ho fatti tutti da piccolo, dai campi all'assicuratore, e ho scelto questo e grazie alla passione resto in piedi perché sennò è massacrante. La domanda è chi che ti l'ha fatto fare, la risposta è a passione per fortuna. E a mia forse se sito sempre contento, te dico di sì. Perché comunque anche se sono partito subito da giovane via, quindi amici, famiglia e tante robe che altri da per scontare, comunque te lo fai perché te lo senti dentro, perché te vuoi vedere un sacco di robe, perché te hai proprio fame. E quindi sì, mi sveglio sempre tutte le mattine e dico voglio farlo. Molto probabilmente come sveglierò mai cambierò, sicuro. Ma ora vi faccio una domanda bonus, visto che avevi detto queste robe qua. Cosa sai che si sacrifica della propria vita per fare il cuoco? Perché la prima roba che mi viene in mente è del tempo, degli amici, della famiglia, di alcune robe che sono evidenti. Ma Tutto, perché queste te qua sa che- tutte? tutto in assoluto. E in più anche i dei, la pelle, cioè, te La sa che- salute. E i prodotti la digitali. la salute soprattutto perché c'è. Per fortuna 2 o 3 anni fa hanno fatto una lista dei mestieri più pericolosi al mondo. Pericolosi, non sto dicendo infatti più pericolosi, e il cuoco è al secondo posto dopo il minatore, perché comunque tu hai frequenze di correnti differenti, quelli dell'induzione con quello del motore. Sei a 40 gradi, lo chef ti dice andare in cella a meno 40, che l'USL vorrebbe che ti devi mettere la giacca. A dare Meno torre a roba. 40. Meno 40, Meno scusa, no 40. 40 E gradi. dopo te torni a 40. Esatto. Sì. E se 60 gradi sbalzi Sì. o 60 In 70, continuazione. cioè, in continuazione, sì, Sì. un lavoro pericoloso, sì. Sì. È come Pericolosissimo. andare in trincea, Dio. Sì. Sì. Una guerra, difatti i servizi di guerre. Guerra proprio. Esatto. Eh. Diciamo che te perdi tanto dal livello di amicizie, o magari ti metti da parte a salute ogni tanto. Quelli che dice mi faccio tutto, mi vado fuori con gli amici e tutto, mica credo poco, perché comunque te lavori su un ambiente che per fortuna si deve cambiare. Quindi che c'è tanti ristoranti che magari sarà il sabato e sera o tutta la domenica, perché te fai anche fatica a trovare gente che è disposta a fare la vita lì. Bisogna stare attenti, ecco, perché sennò veramente a salute te saluta presto. Chi è la figura, faccio la domanda bonus bis, qual è la figura più cancara che sei in cucina? Perché prima fuori onda facevamo un commento sui lavapiatti, per esempio, che noi sei figure porche, ma che andiamo vicini. Peso. Cosa Diciamo che non è un discorso di cancaraggine, può No. essere che a qualsiasi livello, dal lavapiatti allo chef, può Sì. essere È qualsiasi il cancaro che sei livello. dappertutto. È il cancaro che sia dappertutto. Peggio Diciamo più che che te se vai te su di sbagli, livello. esatto, però se te sbagli col lavapiatti forse te hai più danni che non che te sbagli con lo chef. Ma Perché vabbè. il lavapiatti dopo non te fa arrivare in ritardo e non te dà quello che te serve per lavorare? Te la fa pagare. Esatto, Te la fa Te pagare. la fa pagare. Lei equipara veramente come se fosse il chef, perché decide veramente tutto. E lì le conseguenze ti sai che se te che porti e te c'è già mese riesci a qua, se te che porti a mangiare ogni tanto, io dopo ti ripaga. Se invece te fai che magari ti dice mandami qua vicino che a te, cioè ti dici no, arrangiati, a posto. Dai, è Non finito si di vivere. frega. Diciamo che è dispettoso più che cancaro. Qua si parla dei posti dove che c'è 30 persone che lavora così, posti insomma dei livelli alti, che ha il lavapiatti. Chi è che ha il lavapiatti se no?
tanti posti Sì, che solo lavapiatti. posti che siano una buona quantità, oppure di personale o un alto livello di cucina, perché Sì. le lavapiatti nel mio ristorante sono me, quindi Eh. cioè, posso cancarizzare solo me stesso. Te fai i dispetti da solo. Esatto. Facciamo una ultima rubrica che non ho mai fatto. Lo giochiamo un attimo perché qua vi altri sapete cosa che sia Mystery Box. Più o meno. Più o meno, no? Che, Sì, che sì, abbiamo dai. visto tutti quanti sti programmi di cucina dove che sia Mystery Box, che era Masterchef, giusto? Qua ho 10 fogliettini che adesso sparpaglierò in questa tavolata davanti a ne altri. Ise 12, perché 5 ingredienti a testa, ise coperti, non sapevi cosa che sia dentro. Poi fare un piatto con quello che avevi in mano. Pescate pure, avevi altri a scelta. Ho messo dentro un fiato di tutto, che sia proteine, che sia carboidrati, che sia frutta, che sia verdure, che sia spezie. Dopo di chi 5, potete toglierne 5 se vuoi, o potete toglierne 4, uno scartè se vuoi. Sì, 5 che avevi tolto? Sì, A benissimo. posto. Cosa che io trovo su? Radames cosa che tu fatto su ti? Allora, guarda, Gioco bianco? Non posso tenerne. Non te puoi? No? No, me dispiace. Perché te metti dentro i petti del pollo. Esatto. Questa è una roba che non si cosina il petto del pollo. No, al di là di impossibile. quello. Che ne pesco un altro. Te ne peschi in altro, hai avuto un altro ingrediente, ciappa. Facciamo una deroga, via. Ben dai. Ben dai. Mi sembra Quindi- bene a me. E Mummie dice ben dai. Dite che pescate a roba che se mi dai a mangiare a me, Ah. ti dico anche di sì. Perché che siete tutto quello che mi mangio. Guarda che una ciotola di riso. Voilà, mango. mi tegno. Mi tiento tutto. Sì, ma cambierei i pevaroni, però il riso anche se vengo fuori a casa il riso. si sta ecco, fortunato. voilà. Riso, mango, lenticchie, pevaroni e prugne secche. Invece Francesco te che Mela, pasta, anice, cavolo nero e fave. Secondo me, guarda, mi tegno perché vi fa una tinto. bella robetta. era così un minutino per fare un piatto con sta roba che gavi pesca. De base riso ovviamente te. Vai. Ok, un piatto. Sì. Un piatto. Oh, anche a doste riesci a fare ne do. Farei una chutney intanto con il mango e i peperoni, un po' Maturi, piccantina, ok, solo saltata con un po' di miele insieme con dadolate di mango. E le lenticchie uso a crema, quindi un risotto con crema e lenticchie e prugne, ok, crema e lenticchie e prugne saltate con un po' di brandy, per dire, se posso Madonna. avere un ingrediente in più, ma le Sì, no, sfumature, vabbè, il sale, il peparo, esatto, non abbiamo esatto, scelto. bisogna che te gabi che Voilà. robe ha. E dopo sopra come decoro un condimento di chutney, mango e peperoni. Diria 10 lode, però. Già mi viene fame. Sì, boh. Grazie. Sì, Già boh. mi viene voglia. Dio. E ora mi faria una bella zuppa del Anche- cavolo nero. Anche il tuo sei sono una un roba bel che podria piatto. mangiare proprio Eh. tranquillamente anche a me. Bella zuppa del cavolo nero. Con una bella dorata di mela dentro. Magari saltata l'anice. Appena appena. E fave sguscio e ti butteria dentro anche crue. E i fusilli spacco e ti butto dentro la zuppa. Secondo me viene fuori una roba che ti scalda il cuore. No che piatti super stellati, però buoni. Boh, boh. Grande, il mio non lo so, il tuo magnaria No, anche il tuo sicuramente. Sì. Mi mangeria tutti e due questi vedi. Si stai bravi, veramente bravi. Mi non magari neanche ti dico, prugne così cazzo mi metteria mie prugne. Bravi, veramente adesso mi hai fatto venire voglia di mangiare sta roba che avevi detto. Ah, tacchemo a cosina. Tacchemo e via. Sì, 11 sera e vai, tacchemo e mangiamo. Via. Ragazzi, se sta veramente una bella puntata. Spero che anche chi che si sta all'ascolto si abbia godesta come mi avevo godesta a me. Daghe Aria, puntata numero 21. Ieri alla antica trattoria, anzi, siamo all'antica trattoria da Valencia, a Casale di Scodosia, provincia di Padova, e che mi ha avuto Radames, che è lo chef nonché titolare del luogo, e che mi ha avuto Francesco, l'altro cuoco, che ti tra l'altro te lavori non più proprio da cuoco, Esatto. te lavori anche su un posto un po' particolare. Non che ne abbiamo parlato stasera, No, però. ma ho dovuto cenarmi così sì, dai, in finale. te dico. Umami si chiama. È Umami. un'azienda che fa cibo vegano pronto che ti spedisce a casa. Ma dai, Che tegno veramente tanto. e mica so vegano. Spediremo anche ti. Adesso, Arriva. adesso mi tocca andare a vedere per forza. Ti tocca aspettare il corriere. Mi tocca andare a vedere cosa che è sta roba. Grazie e alla prossima ragazzi. Grazie a voi. Volevo ringraziare gli sponsor che come al solito non si fa avanti, però a me certo cosa me ne frega. Mi vado avanti io stesso. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, grazie Erma. Ciao.
rovina. Vai, nome? Francesco. Francesco, vai E il Francesco. mio come si è messo? Palla. Te che dirmi qualcosa? Da dove hai vinto Francesco? Codevigo. Codevigo, in provincia di? Padova. Pensavo Rovigo. Rovigo, Codevigo. Non funziona. Suona tanto. mai, è vero? No. No, Mi dispiace no. per qui di Rovigo, ma no. No. Ti invece Ciao Radames, arrivo da Torino, però Da- abito qua in provincia di Padova. c'è proprio classico accento del Torino il tuo proprio. Esatto, è il classico accento. È il classico accento del Torino che dice vengo da qua. Vengo da qua. È bello che all'inizio, quando tornavo dal Veneto, che venivo qua tutte le estate da piccolo, tornavo a Torino, nei dettati che cavavo le doppie, scrivevo parquet, non mettevo le doppie, bastava 3 mesi che stesse qua per imbastardarmi. Fate smentegarti l'italiano Sì, praticamente. sì.